Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it. In primo piano sempre la tragedia del Mottarone. La Procura di Verbania ha disposto le perizie su telefoni cellulari e personal computer. Il provvedimento è stato notificato ai 3 indagati e alle parti offese. Si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili e coinvolgono anche chiavette USB e un videoregistratore. Le parti sono convocate lunedì per assistere al conferimento dell'incarico ai periti. E oggi intanto il piccolo Eitan, sopravvissuto alla tragedia, è stato dimesso dall'ospedale Regina Margherita e ha potuto così rientrare a casa a Pavia, trasportato in ambulanza. Le sue condizioni di salute sono nettamente migliorate e dovrà proseguire il percorso terapeutico anche da un punto di vista psicologico. Da lunedì la Lombardia sarà in zona bianca, lo ha annunciato oggi il presidente della regione Attilio Fontana. Anche questa settimana, ha detto il governatore, i dati in regione Lombardia sono da zona bianca. L'indice di incidenza è di 23 su 100.000, è la terza settimana che vengono confermati i buoni dati di questo tipo, quindi da lunedì saremo in zona bianca. E ora spostiamoci a Verbania, dove è rientrato l'allarme per l'acido cloridrico perso da una cisterna questa mattina e che ha formato per alcuni minuti una nube tossica. Ha scatenato, come immaginabile, grande apprensione in alcuni quartieri e diverse famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale. L'intervento di bonifica nell'area adiacente al torrente San Bernardino è ancora in corso, ma da alcune ore le famiglie evacuate hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni e il comune ha diffuso poco fa una nota in cui spiega appunto che l'allarme è cessato. E ora a Brinzio, dove è scoppiato un incendio in un capannone che custodiva legname e attrezzature edili. Il fuoco ha divorato la struttura, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Sarebbero accidentali le cause dell'incendio. L'edificio rurale, che si trova lungo la strada provinciale che porta a Castello Cabiaglio, è di proprietà di una nota impresa edile della Valcuvia. E ora chiudiamo con la vicenda dei maltrattamenti all'asilo di Cuocchio Trevisago. L'indagine era scattata a fine 2019 dopo la denuncia di alcuni genitori. Ebbene, ora c'è l'aspetto giudiziario. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Varese ha accolto la richiesta di patteggiamento per la stagista di 24 anni, respingendo invece la richiesta di patteggiamento per la maestra e titolare del micronido. Coinvolto nell'inchiesta anche il fidanzato della titolare, che è stato rinviato a giudizio con l'accusa di atti osceni. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario di domani alle ore 13. Una buona serata.